Alberto Polita e Nicola Ferrarese, direttori artistici del Treviso Comic Book Festival, 14ª edizione, 25 mostre, 200 autori, oltre 1200 tavole, insomma di tutto, di più. Rapidissimamente, le principali novità, cominciamo Alberto Polita, da uno degli autori di culto. Jess Jacobs, appunto, è il canadese che ha realizzato il manifesto di quest'anno, è l'astro nascente del fumetto mondiale che sta ridisegnando appunto quelli che sono i canoni del fumetto, partendo dall'underground e proponendo una vera e propria cosmogonia, un suo universo fatto di strane creature e di strane divinità. Sarà ospitata la mostra in uno spazio nuovo in via Pescatori, che appunto abbiamo deciso di definire spazio dintorni. Sarà una mostra particolare, psichedelica, di questo grandissimo artista che personalmente arriva per la prima volta in Italia. Da un big ad un altro. Andy Rementer dall'America, dagli Stati Uniti, torna a Treviso dopo essere stato 10 anni fa borsista di Fabrica per questa mostra realizzata a Fondazione Benetton Spazio Bomben con Fabrica, che produrrà e penserà a questa mostra e entrerà per la prima volta in collaborazione col Treviso Comic Book Festival. Andy Rementer è uno degli autori di illustrazione più giovani e più in auge negli ultimi anni, basti pensare che firma le copertine del New Yorker, del New York Times o del Washington Post, oppure semplicemente anche gli stacchetti di MTV. Quindi sicuramente una mostra che porterà l'illustrazione internazionale a Treviso. Torniamo al di qua dell'Atlantico per un mostro sacro del fumetto italiano. E torniamo appunto al fumetto, torniamo a Giorgio Cavazzano, che compie 50 anni di carriera, 70 anni d'età e appunto è probabilmente uno dei più importanti autori Disney viventi al mondo. Giorgio Cavazzano sarà omaggiato da una mostra in un'altra new entry del festival, che è a Palazzo Giacomelli, la sede di un'industria. La cosa bella è che incroceremo un terzo anniversario, perché proprio quest'anno Giorgio ha realizzato le tavole di Topo Maltese, che è una storia omaggio di Topolino a Corto Maltese, personaggio famosissimo di Ugo Pratt, il cui fumetto appunto era iniziato 50 anni fa. Quindi è una mostra bellissima per tutti, grandi e piccini. È italiano l'autore, ma la sua opera più famosa è nota in tutto il mondo. Il Codex Serafinianus di Luigi Serafini, per la prima volta all'interno di una mostra e di un festival di illustrazione e di fumetto. Autore romano, milanese d'adozione, il suo libro edito negli anni 70 è stato tradotto e viene continuamente dato alle stampe in tutto il mondo. Sarà ospite di Treviso Ricerca d'Arte, in una mostra che parlerà di fumetto e illustrazione, ma può essere tranquillamente annoverata tra le mostre di arte contemporanea, curata da Carlo Sala, che è uno dei giovani curatori più conosciuti del nostro territorio. Sarà sicuramente un unicum e per la prima volta abbiamo l'occasione e la possibilità di mostrarlo ai numerosissimi ospiti del festival. Aprirete anche un palazzo, visto che si parlava di nuove location, un palazzo che invece è da anni chiuso. Palazzo Manin, nella centralissima via Manin alle spalle del Duomo, grazie appunto al supporto di un'azienda locale che lo ha restaurato e appunto di proprietà, ha dato a noi la possibilità di realizzare ben 2 mostre. Quindi Guido Scarabottolo, illustratore noto ai più per essere l'autore delle tavole di copertina dei libri Guanda, e Nina Bunjevac, altra autrice serbo-canadese che per la prima volta esporrà le tavole del suo Fatherland, già noto grazie alle pagine dell'Internazionale. E queste sono solo alcune delle Ricordiamo chicche. che a Palazzo Manin ci sono 4 bellissimi affreschi di Ippolito Caffi, pittore dell'Ottocento veneto, che appunto sarà veramente riscoperte alla cittadinanza. E allora queste sono solo alcune delle chicche. Per tutto il resto, il tanto resto, mostre, ma non solo, anche tanti altri appuntamenti come sempre al Treviso Comic Book Festival. Dove si deve guardare? Allora c'è www.trevisocomicbookfestival.it, c'è tutto il programma, la nostra visitatissima e super viva pagina Facebook, quindi facebook.com/treviso.comicbookfestival. Abbiamo il profilo Instagram dove potete vedere anche il work in progress delle vetrine e tutta una serie di iniziative. Ci siamo anche su Twitter, ma soprattutto da quest'anno finalmente siamo riusciti ad ottenere una app, giusto? Grazie a Wallet, azienda leader nel territorio che appunto realizza questi supporti digitali, abbiamo per la prima volta un'app dedicata da scaricare per i vostri smartphone e seguire il festival tranquillamente camminando, e per poter capire dove vengono aperti gli eventi e a che ora si aprono le mostre.
Non abbiamo detto quando comincia il TCBFF. Allora, 21-24 settembre è il main core del festival, abbiamo una preview sabato 16 settembre con 2 mostre e un concerto all'Eden Café, e il 23-24 settembre la mostra mercato dislocata in 2 luoghi, qui a Lissara dove siamo adesso, ex Umberto I Borgo Mazzini, e 2 passi più avanti in piazza Matteotti, la Tenso struttura con i commercianti. Buon TCBF 2017. Grazie. Grazie.